Stavano per vendere 12 reperti archeologici spacciati per autentici a due ignari acquirenti a cui avevano dato appuntamento nella hall di un albergo nel centro storico di Verona, quando i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia li hanno smascherati. Fosse andata in porto la compravendita avrebbe fruttato 350.000 euro, ma in saccoccia al posto del denaro i due professionisti hanno riposto una denuncia per ricettazione e contraffazione. I pizzini rinvenuti durante le successive perquisizioni dai militari del reparto d'élite dell'Arma hanno dato ulteriore slancio alle indagini che si sono concluse con l'individuazione di altri due soggetti, un mestrino e un trevigiano di Vittorio Veneto, denunciati per impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. Nelle loro abitazioni sono stati rinvenuti e sequestrati 32 reperti archeologici originali del valore di circa 600.000 euro, risalenti al III e IV secolo a.C., provenienti da scavi clandestini nel Catanese e nel Barese. Abbiamo terminato questi contatti che probabilmente, forse in futuro, chissà, sarebbero anche diventati associazioni. Siamo intervenuti prima, abbiamo tagliato questi fili di contatti in maniera, speriamo, definitiva. L'indagine è durata poco meno di 4 mesi ed è scaturita dalle informazioni scambiate con i carabinieri dell'Arma che presidiano il territorio. Finalmente mettiamo anche un attimino fine a questo commercio spudorato non solo di reperti archeologici appartenenti allo Stato, ma anche di oggetti contraffatti. Giova precisare che per coloro i quali hanno reperti archeologici a casa conviene fare la denuncia presso la soprintendenza. Da gennaio 2016 lo speciale reparto di Venezia ha denunciato 141 persone e recuperato 258 beni d'arte per un controvalore di oltre 5 milioni di euro. Il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri è parte integrante dell'organigramma della soprintendenza. È inserito tra gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Il nostro regolamento di organizzazione prevede che il Nucleo di tutela del patrimonio culturale risponda funzionalmente al Ministro.